Si è svolta stamani presso l'Aula del Consiglio Comunale di Agrigento un'assemblea del personale precario dipendente dello stesso ente alla presenza delle rappresentanze sindacali. Le motivazioni sono dovute alla stabilizzazione di 32 lavoratori precari che dopo un accordo sindacale fatto con la precedente amministrazione che aveva avviato il suo iter, il suo processo si è bloccato, adducendo quali motivazioni la difficoltà economica dell'ente comune. I sindacati ribadiscono che la recente normativa regionale e nazionale prevede la trasformazione dei contratti da tempo determinato e indeterminato con copertura finanziaria a loro carico, ma l'attuale amministrazione non si è ancora attivata per avviare tali procedure. Stamattina siamo qua riuniti in questa assemblea che vede interessate tutto il personale precario del Comune di Agrigento e significa 190 unità in forze al Comune da ben 25 anni. Oggi la normativa sia regionale che nazionale dà ai vari enti locali, quindi anche al Comune di Agrigento, l'opportunità di avere una trasformazione di contratto di questo personale da tempo determinato a tempo indeterminato. Quindi noi vogliamo infatti sollecitare il percorso di stabilizzazione e l'opportunità che ci viene, quindi utilizzare questa opportunità che ci viene data adesso dalle norme. Gli obiettivi sono quelli di innanzitutto trovare un punto fermo, accelerare finalmente le procedure per la stabilizzazione dei precari, colleghi che attendono da 20-25 anni un contratto a tempo indeterminato. Sappiamo che in molti comuni della provincia già le stabilizzazioni sono avvenute e non comprendiamo il motivo di questo rallentamento. Crediamo opportuno, sollecitare tramite un'assemblea tutte quelle attività propedeutiche affinché si giunga celermente e velocemente alla definizione di questo problema che dura da anni. Oggi un'assemblea che andrà a stigmatizzare tutta una serie di problematiche. Mentre in altri comuni già molti colleghi sono stati stabilizzati, al Comune di Agrigento si dorme e si dorme con la politica dei piccoli passi. Dal momento in cui noi abbiamo fatto la richiesta di convocazione all'assemblea abbiamo avuto finalmente un atto che andrà a regolamentare le procedure concorsuali, ma non c'è stata la concertazione, quindi questa amministrazione non sente le organizzazioni sindacali, non sente le parti sociali. Mi sembra un'amministrazione miope. Noi abbiamo chiesto oggi anche la partecipazione del Consiglio Comunale, dell'amministrazione, del sindaco, degli assessori, di tutti coloro che danno la disponibilità. Vedremo cosa porteremo dentro. È chiaro che è urgente che questi lavoratori debbano essere stabilizzati perché già svolgono delle mansioni utilissime per il Comune e molti servizi sono resi da questi lavoratori. L'amministrazione, da quello che abbiamo potuto ascoltare, è sorda, come mai? Questo stamattina vorremmo chiedere a questa amministrazione, perché l'unica cosa che il sindaco doveva fare appena insediato era quello di fare un contratto a 8 lavoratori che la precedente amministrazione aveva stabilizzato. Quegli 8 contratti sono stati bloccati perché riteneva di non averne le risorse economiche. Per 2 anni non ha dato nessun tipo di risposta alle nostre pressioni, sempre trincerandosi dietro il fatto di non avere risorse. Bene, la Regione Sicilia adesso finanzia al 100% questi contratti. Noi vorremmo capire da questa amministrazione perché non vuole fare le stabilizzazioni. Si sente dire che sono indietro rispetto all'approvazione di atti propedeutici. Ebbene, il sindaco ha il dovere di chiedere agli uffici di mettere in campo tutto quanto è necessario per approvare quegli atti. Sindaco, una risposta a questa manifestazione: i precari chiedono la stabilizzazione perché dice che la Regione mette soldi e voi ancora non avete fatto nulla. Che risposta dare? Il processo di stabilizzazione è iniziato da parecchio tempo. Così ci hanno detto i lavoratori e le rappresentanze sindacali, non è una cosa di nostra... L'ultimo atto compiuto è il piano delle stabilizzazioni avvenuto con delibera di giunta. Il processo è quello che noi conosciamo, si procederà dopo a quello che è il cosiddetto piano delle stabilizzazioni che individua i profili professionali. Una volta fatto questo ultimo adempimento, e ancor prima che si possa procedere ai relativi bandi, manca un passaggio che è essenziale, che è quello dell'approvazione di tutti gli strumenti contabili, così come dice la legge, cioè che il bilancio di previsione, il conto consuntivo e il consolidato.